Sapere per quale motivo dobbiamo andare a nord in caso di evacuazione. Questa è la mia domanda che mi faccio tutti i giorni. Eccoci, allora Emilio, inizia tu, poi dopo Per quale motivo dobbiamo andare al nord? Gaetano. Ci dovrebbero rispondere i parlamentari, in primis che fanno parte di quei partiti, chiaramente del PUN, no? Il Partito Unico del Nord. E in realtà proprio dal punto di vista pratico, se domani mattina dovesse ruttare il Vesuvio o addirittura ci dia delle avvisaglie, come si può spostare una popolazione a 1000 chilometri di distanza? Cioè io avrei trovato logicamente più che altro un disegno politico che decide che in Campania i cittadini vesuviani non possono rimanere. Perfetto. Perché non spostarli nel Basso Lazio, Molise? Cioè dare questo tipo di approccio iniziale. Invece non ha proprio senso il fatto che è come se avessero fatto una partita a scacchi. Allora tu pedone vai a 1000 chilometri, tu a 800, non ci importa se sei un cittadino montanaro, sei un cittadino marittimo, comunque sulle zone del mare, non ci interessa nulla. Ti prendiamo e ti spostiamo magari nelle zone come un tempo fecero con i soldati napolitani, che li portarono a Fenestrelle per riformarli militarmente, no? A 1000 chilometri venivano riformati militarmente. Non ha logica, non ha senso tutto questo. Dottor Vello, risponda pure lei, poi sentiamo te pone in conclusione. Allora, deve sapere il giovane interlocutore che noi dei Convivenza Vesuvio siamo stati ricevuti prima di Natale dal ministro Piantedosi. E abbiamo fatto il caso proprio del suo comune di origine, che è Pietrastornina, in provincia di Avellino, sta sul Partenio. In questo paese un'analisi complessiva c'è, fatta dalla Confindustria di Caserta, sull'accoglienza, sui termini di accoglienza dei paesi della Campania interna. Pietra dei Fusi, 50% circa delle abitazioni sono vuote. Gli abitanti sono scesi a livelli, diciamo, di 100 abitanti all'anno, insomma cifre mostruose rispetto ai paesi piccoli. Ora il ministro Piantedosi mi convince appieno questo piano, 3 volte l'ha detto, però poi non ha potuto far nulla. Appuntamento con il MESPI, perché il Sud è ancora vivo. E allora presento subito la bellissima e bravissima Maria Veneruso. Buonasera Maria. Buonasera ai MESPI, il Sud è ancora vivo. Andiamo con la presentazione dei nostri ospiti. Abbiamo il presidente del MESPI, l'ingegnere poeta Francesco Terrone. Buonasera a tutti. Buonasera presidente. Poi abbiamo il nostro giornalista e responsabile giovanile del movimento neoborbonico, Emilio Caserta. Buonasera a tutti. Poi abbiamo il dottore Aldo Vella, membro della commissione Rischio Vesuvio. E allora, proprio in caso di eruzione del Vesuvio, i cittadini vesuviani sarebbero deportati al centro-nord, secondo delle direttive nazionali. Il progetto portato avanti dal dottor Enzo Coronato, appunto della Fondazione Convivenza Vesuvio, ed è praticamente intervenuto negli ultimi mesi, dopo la creazione dell'intergruppo Sud, aree fragili e isole minori, presieduto dall'onorevole Alessandro Caramiello, proprio per portare gli interessi dei vesuviani in primo piano, perché ricordiamo che per l'appunto non si tratterebbe solo di una deportazione dei cittadini qualora l'eruzione del Vesuvio dovesse eruttare, ma si tratterebbe anche di deportare quello che sono i conti correnti, quelli che sono gli interessi economici in certe aree del paese. E come al solito noi vesuviani, campani e meridionali perderemo. Scusa la mia ignoranza, sì. Chi viene trasferito a Padova, allora ad oggi deve portare il suo conto corrente a Padova. E chiaramente, perché servirebbero chiaramente un sostegno economico da parte dello Stato italiano in quelle zone per ospitare i cittadini vesuviani. Ad oggi, per esempio, secondo il piano nazionale, gli abitanti di Torre del Greco, somma vesuviana, dovrebbero andare in Lombardia, gli abitanti porticesi in Piemonte, Poggiomarino nelle Marche, Ottaviano in Lazio. Abbiamo tanti cittadini di Pompei in Sardegna e così via, San Giorgio a Cremano in Toscana. Ricordiamo poi che il dottor Vella è stato sindaco di San Giorgio a Cremano, perciò nominato San Giorgio a Cremano, è stato il primo sindaco d'Italia a cambiare il nome della piazza Garibaldi poi in onore di Massimo Troisi. Un sindaco identitario, un sindaco veramente identitario, ma alla fine serve questo: nel momento in cui abbiamo orgoglio, abbiamo cultura, abbiamo radice, identità, è chiaro inevitabilmente che i personaggi politici che amministrano i nostri territori non possono che passare per il cambio del nome di una piazza un tempo dedicato ai finti eroi della patria, e ad oggi anche a portare gli interessi dei cittadini vesuviani, campani e meridionali. Quindi diciamo lui è responsabile anche di questo progetto, e quindi poi passo chiaramente la parola. Ma in effetti questo piano che propone la Fondazione Convivenza Vesuvio
accolta da questo gruppo di parlamentari di tutti i partiti che hanno anche fatto una proposta di legge, sta in Parlamento, sta in discussione alla Commissione, prevede che la popolazione vesuviana non venga trasferita in altre regioni, centro-nord, ma nell'ambito della Campania interna, cioè i paesi che stanno a 40, dopo la cintura dei 40 km intorno al Vesuvio, tutto il resto del territorio che è preservato rispetto alla eventuale eruzione può essere ospite della popolazione, il che significa due cose: una, che l'economia non si sposta, anzi l'investimento che occorre per sistemare, diciamo, questo piano di evacuazione e questi cittadini, che sono oltre 500.000, verrebbero ad investire la Campania interna in economia, in termini di economia, quindi si risolverebbe all'improvviso una tragedia in una opportunità economica per la Campania interna, che come sapete in che condizioni sta attualmente, sia in termini demografici di abbandono sia in termini economici di abbandono. La seconda cosa è la conservazione dello stato dei depositi bancari. Non si sposta nulla, voglio dire, l'economia rimane viva nell'area vesuviana, perché in 2 ore massimo si giunge al posto di evacuazione, al paese della Campania interna più lontano, e si può tornare nella stessa durata di tempo anche nell'area vesuviana, ove mai diciamo non ci fosse più pericolo, oppure il pericolo fosse scongiurato o atteso ma non eseguito. Quindi tutto sarebbe più facile e anche molto più economico, questo piano, il quale naturalmente ha il vantaggio che consiste in un investimento che va a favore della risoluzione di un problema secolare, che è quello delle zone interne della Campania, che sono doppiamente del sud. Il sud, sappiamo, è tutto, diciamo, sfavorito rispetto all'Italia intera, ma nell'ambito dell'area meridionale ci sono le zone interne che sono sfavorite rispetto alle altre meridionali, quindi doppiamente o al quadrato, secondo me, sfavorite. Quindi questo risolverebbe anche il problema dello sviluppo della Campania interna. Dottore, scusi, la domanda viene spontanea, no, dal cittadino di casa. Perché lo Stato invece ha fatto ciò? Cioè, per quale motivo? C'è un motivo? Perché poi uno dice, come mai? Perché poi ha fatto quello che c'è di Pordenone, abbiamo sentito, Padova? Perché lo Stato poi ha provveduto a fare questo tipo di evacuazioni? Allora, io quando ho fatto il sindaco dal 93 al 97, non ricordo l'anno in cui in questo intervallo sono stato, anzi mi sono autonominato rappresentante dell'area vesuviana. Allora c'erano tutti i commissari, la maggior parte dei comuni erano commissariati, quindi ero uno dei pochi sindaci in carica col nuovo sistema. Andai in prefettura alla commissione di revisione del piano di evacuazione, scoprendo che le regioni di conferimento di questa popolazione vesuviana non erano state informate. L'ho scoperto dopo che la RAI venne in piazza, allora era municipio Vittorio Emanuele, adesso è piazza Carlo di Borbone. Nonostante non fossi più sindaco, sono riuscito anche a indurre l'amministrazione a fare quest'altro passo, oltre via Martiri di Via Fani, in un'altra zona. Insomma, abbiamo continuato a desavoizzare la toponomastica cittadina. Chiusa la parentesi, questa trasmissione in diretta mi chiamò, io scesi dal comune e andai in piazza a rispondere a questa domanda. Dice: ma lo sanno, voi dove dovevate andare? All'epoca dovevamo andare nel Lazio, la prima fase episodio. E dissi: no, io non l'ho saputo dai giornali, per dire che nemmeno i sindaci vesuviani erano stati informati direttamente dall'autorità preposta a che cosa succedeva nel piano. Insomma, il piano l'abbiamo saputo noi sindaci leggendo
sul giornale. Allora, abbiamo due domande che subito leggerò, poi, Presidente. Posso concludere? Perché Sì, c'è poi importante. pensavo che avesse finito, prego. Beh, no, perché poi telefonarono alla Protezione Civile del Lazio, i quali risposero in diretta: non sappiamo nulla. Quindi io ho avuto la certezza che il Sulla piano carta, era dico. fallace dall'inizio. Quando posso essere d'accordo chiaramente con il Presidente, su carta noi dobbiamo avere un progetto vero, solido, ma soprattutto se una persona, anche se fosse anche un solo cittadino vesuviano, si trova in vacanza dall'altra parte del mondo, torna, ma perché deve andare in Piemonte? Cioè la mia domanda è, chiaramente è chiaro che non sappiamo quello che succederà, però è chiaro che noi dobbiamo avere dei punti di riferimento Vediamo da importanti. casa, però Emilio, perché ci sono tanti messaggi. Allora, Maria. Sandro da Ottaviano chiede: vorrei sapere perché non hanno fatto nulla fino adesso? Cioè, questa è una bella domanda, perché alla fine, rispondiamo, dottor Questo significa che non c'è stata l'informazione, come il nostro conduttore ha detto, non c'è stata la informazione necessaria. Ma io dico per riassurdo che è meglio che non c'è stata, perché non le indicazioni date secondo il piano di evacuazione attuale, siccome sono impossibili da eseguire, avrebbe messo in difficoltà anche l'intelligenza del vesuviano. Quindi va informato secondo un altro tipo di... Anzitutto va creata una cultura delle evacuazioni, che non si dovrebbe più chiamare fuga, ma si dovrebbe chiamare in un altro modo, perché anche le parole hanno il loro peso. Che deve crescere giorno dopo giorno. Bisogna che questa cultura vesuviana non venga dispersa in tutta Italia per non più ritornare. Insomma, il Vesuvio si desertificherebbe senza fine, senza possibilità di ritorno. Questa quindi l'informazione che deve dare un piano di evacuazione attuale, quale sarebbe? Quella ve ne dovete andare. Non c'è, per fortuna non hanno fatto informazione, voglio dire. Però si parlava, io mi ricordo, perché pure da un punto di vista professionale, questi famosi milioni di euro che venivano dati se uno dovesse cambiare casa, poi non se ne è parlato più, no? Emilio, poi sono tornati diciamo qualche mese fa con nuovi protocolli, progetti per cui i portici inizialmente... Quante persone sono andate via dalle falde del Vesuvio, case che al limite... Tra l'altro... Non ha funzionato. Non ha funzionato? No. Perché non ha funzionato? Perché manca il lato economico, non basta dare l'incentivo, bisogna dare pure l'occasione di lavoro. Qui siccome non è possibile, allora il progetto salta per il fatto che non c'è diciamo convenienza produttiva, cioè una persona può produrre da un'altra parte, allora se ne va, e questo è il problema, che creare lavori, posti, luoghi in cui si può produrre, si può lavorare, e quindi uno può andare motivatamente per crearsi una vita. Questo è possibile nell'area interna se si sviluppa questo progetto. Attualmente, ad oggi, come diceva giustamente il dottor Vella prima, il 75% della popolazione campana vive sulle coste campane, il 25% dell'area interna. Il 75% dell'area interna campana, quindi, ha solo il 25% degli abitanti campani. Quindi perché progetto convivenza Vesuvio? Perché non è un progetto dove si salvi chi può, se arriva all'eruzione, il Vesuvio, i Campi Flegrei, quello che è, c'è appunto un si salvi chi può. È cominciare a pensare in ottica di un futuro, ad andare a ripopolare quei borghi, ad aprire delle attività in quei borghi. Quindi è tutto l'interesse anche dei cittadini delle zone che andrebbero ad ospitare i vesuviani, ad averli lì, perché i borghi sarebbero ripopolati, una serie di indotti, di infrastrutture, cioè sarebbe totalmente un progetto invincibile, perché poi chiaramente gli abitanti vesuviani potrebbero tanto rimanere nelle zone vesuviane che cominciare a spostarsi in quelle città, anche perché c'è un sovrappopolamento del Vesuvio, cioè noi siamo veramente 600.000 abitanti solo nelle zone vesuviane, a rischio, quindi cominciare a creare questo indotto, queste attività. Perciò volevo far vedere il disegno del progetto Convivenza Vesuvio, perché c'è praticamente il disegno a livello come piano nazionale, dove la regione Campania si vedrebbe praticamente svuotata. Ecco qui, cioè noi come cittadini campani dovremmo andare in giro per l'Italia, mentre il progetto Convivenza Vesuvio prevederebbe che il cittadino di Portici andrebbe per esempio a Benevento, il cittadino di San Giorgio andrebbe per esempio ad Avellino e così via. Sì, vabbè, era giusto. Per questo motivo c'è questo contrasto al piano nazionale, perché ad oggi noi capiamo, così come non sono stati mai elargiti i fondi al sud in maniera equa, sappiamo che potrebbe essere, poi è chiaro che non lo possiamo mai dimostrare, però a mio avviso si tratta di malafede, perché come al solito è sempre quello di andare a rimpolpare gli interessi di una certa parte di paese. Quindi io sto Sentiamo. due motivi. Quello, un progetto
diciamo, accompagnato dall'eruzione, è un progetto che può iniziare anche domani mattina. Certo. E io sono per questo progetto per domani mattina, perché il secondo progetto vediamo la regia del primo videomessaggio. Ringrazio Gianluca, vediamo la regia del primo videomessaggio e poi subito qualche altro messaggio. Io volevo sapere per quale motivo dobbiamo andare a nord in caso di evacuazione. Questa è la mia domanda che mi faccio tutti i giorni. Eccoci, allora Emilio, inizia tu, poi dopo Per quale motivo dobbiamo andare a nord? Gaetano. Ci dovrebbero rispondere i parlamentari, in primis che fanno parte di quei partiti, chiaramente del PUN, no? Il Partito Unico del Nord. E in realtà proprio dal punto di vista pratico, se domani mattina dovesse eruttare il Vesuvio o addirittura ci dia delle avvisaglie, come si può spostare una popolazione a 1000 km di distanza? Cioè io avrei trovato logicamente più che altro un disegno politico che decide che in Campania i cittadini vesuviani non possono rimanere. Perfetto. Perché non spostarli nel Basso Lazio? Molise, cioè dare questo tipo di approccio iniziale. Invece non ha proprio senso, il fatto che è come se avessero fatto una partita a scacchi. Allora tu pedone vai a 1000 km, tu a 800, non ci importa se sei un cittadino montanaro, sei un cittadino marittimo, comunque sulle zone del mare, non ci interessa nulla, ti prendiamo e ti spostiamo magari nelle zone come un tempo fecero con i soldati napolitani, che li portarono a Fenestrelle per riformarli militarmente, no? A 1000 km venivano riformati militarmente. Non ha logica, non ha senso tutto questo. Dottor Vello, risponda pure lei, poi sentiamo Tevone in conclusione. Allora, deve sapere il giovane interlocutore che noi dei Convivenza Vesuvio siamo stati ricevuti prima di Natale dal ministro Piantedosi. E abbiamo fatto il caso proprio del suo comune di origine, che è Pietrastornina, in provincia di Avellino, sta sul Partenio. In questo paese un'analisi complessiva c'è, fatta dalla Confindustria di Caserta, sull'accoglienza, sui termini di accoglienza dei paesi della Campania interna. Pietra dei Fusi, 50% circa delle abitazioni sono vuote. Gli abitanti sono scesi a livelli, diciamo, di 100 abitanti all'anno, insomma cifre mostruose rispetto ai paesi piccoli. Ora il ministro Piantedosi mi convince appieno questo piano, 3 volte l'ha detto, però poi non ha potuto far nulla, o non ha fatto nulla da Natale in qua. Noi continuiamo la battaglia, ma del ministro Piantedosi non abbiamo saputo più niente. O è stato impedito, e io credo che questa sia la ragione, sia stata impedita dalle alte sfere della protezione civile, la quale ha impedito anche alla Regione Campania di esercitare i suoi diritti su questa questione. La Regione Campania ha già approvato nel piano territoriale di coordinamento questo tipo di piano, cioè secondo la Regione Campania si va nella Campania interna, però secondo la protezione civile nazionale il loro piano non si tocca, quindi c'è una concorrenza sleale, perché loro sono nazionali e noi siamo regionali, a questo tipo di scelta. Non si comprende, o meglio si comprende ma non lo posso dire, la ragione per la quale si insiste su questo scellerato piano di evacuazione nazionale. Sentiamo il Presidente. Massimo, la legge... Sì, sentiamo Tevone. Infatti, perché? Qual è, diciamo, l'interesse? Quali sono gli interessi? Ecco. Io non me lo so dimenticare. Ingegneri, già successo nel dopoguerra, c'è stato l'esodo dalla zona del sud al nord, perché al nord c'era l'industria, al sud c'era la manodopera. È già successo. Come è andata? Sì, ma il fatto che noi, poniamo il caso che noi abbiamo 1 milione di persone che si devono salvare, ne muoiono 600.000. Ci posso mettere la firma. Altri 400.000 e portiamo a fare praticamente che cosa li portiamo a fare? Arriverebbero però probabilmente con un click i fondi per ospitare i sopravvissuti. No, che cosa andrebbero a fare queste 400.000? Gli devono trovare il lavoro per 400.000. La disoccupazione sopra. Guardate, io se chiudo gli occhi e penso a un disastro del genere, noi non sappiamo, noi ci rifuggiamo tutto quanto. Ma, cioè, non ci sta una logica, un algoritmo matematico che tu puoi fare, oppure devi mettere una commissione tutti i giorni a fare formazione e
fare praticamente. Esattamente, così Ma si quando deve tu dire lo fai proprio così si oggi deve e fare. poi vivere fra 5 anni, 10 anni, No, ma infatti è una questione di cultura, esatto, di conoscenza. Adesso la cultura sì. dell'evacuazione. Certamente. Adesso non la c'è, Commissione Rischio Vesuvio sta proprio portando avanti questi protocolli d'intesa che piano piano, diciamo, i comuni vesuviani stanno firmando proprio per i piani di evacuazione, per cominciare almeno a ad abituare all'idea ai cittadini delle zone vesuviane di dover partire, di dover andare fuori, Almeno di rimanere in non fargli campagna. mettere paura. Esatto, Almeno E non cominciamo con avere paura, il l'esercitazione, panico. con le esercitazioni. Sì, è Fisicamente ci si sposta per fare l'esercitazione, per simulare, diciamo, l'evento calamitoso, e così si impara a stare, le due popolazioni interne e vesuviane imparano a convivere. Secondo il progetto, la prima prova di evacuazione, si spera quanto prima possibile, dovrebbe prevedere 40.000 abitanti delle zone la vesuviane. possiamo fare noi come progetto, come fondazione? Potremmo anche fare, o dobbiamo chiedere sempre l'assistenza al governo centrale? Cioè, Allora, partire da noi una simulazione, andiamo tutte No, le paesi ci vuole la di piante dosi, ci vuole- partiamo al comune, andiamo, facciamo vedere, noi siamo venuti qua. Ci vuole la prefettura, secondo bisogna la legge, toccare la le protezione strade. civile è esecutiva, cioè ha il compito di eseguire, non di pianificare. Allora, la pianificazione spetta alla regione. Una volta che la regione ha pianificato come si fa il piano di evacuazione, la protezione civile nazionale lo deve eseguire. Questa è la regola democratica. Non sono i militari che stabiliscono, ma è la comunità. E quindi Cioè, con degli eletti che la facciamo una democrazia protesta un po' più forte. La democrazia c'ha un suo sistema. Adesso sono i militari che dicono che cosa dobbiamo fare. Come In questo ricordava momento. prima il dottor Vella, proprio la legge numero 13 del 13 ottobre 2008, passata in Regione Campania, è legge regionale. Quindi si può. bisogna farla rispettare. E cerchiamo di farla rispettare. Vabbè, ci informano tramite i quotidiani, ma non. Però adesso la politica. noi con questo progetto, se tu dai le indicazioni di quei pochi e quei tantissimi che ci stanno seguendo, Sì. cosa devono fare se vogliono seguirci? Attualmente devono fare pressione, stiamo parlando dal punto di vista elettorale, chiaramente pressione elettorale ai propri sindaci, alle proprie amministrazioni locali per firmare questo protocollo d'intesa del progetto Convivenza Vesuvio. Questo bisogna fare, in supporto alla Commissione Rischio Vesuvio dell'Intergruppo Sud. Cominciare a dire, firmate questo protocollo d'intesa perché a breve si dovrà partire con un piano di evacuazione, un primo piano di evacuazione che prevede all'incirca 2-3 mila abitanti per ogni comune che come prima giornata si sposteranno e faranno diciamo questa prima prova di evacuazione. Il nostro progetto, dico nostro perché ormai è diventato È su tutti, sì, perché su tutti i canali, adesso seguendo l'Intergruppo Sud, seguendo la Commissione Rischio Vesuvio ormai, e poi c'è il sito proprio del progetto Convivenza Vesuvio. Su questo sito, progettoconvivenzavesuvio.it, troverete poi tutte le informazioni. Volevo informare che il 22 giugno è stabilito un convegno a Lacedonia, un paese della provincia di Avellino. Sì, conosco bene. Io sono di Lacedonia, sono nativo di là. E questo convegno quindi tende ad informare anche i sindaci della campagna interna di questo progetto, perché ancora il secondo passo non l'abbiamo ancora fatto. E quindi sta tutto in itinere. Dall'alto poi c'è la commissione, questa intergruppo parlamentare che sta proponendo un'analoga norma nazionale rispetto a quella regionale, cioè stanno equiparando le due normative, sicché alla fine la protezione civile nazionale si deve adeguare alle norme anche nazionali. Massimo, noi siamo intransigenti su questo, così come stiamo chiaramente pubblicamente denunciando chiaramente i parlamentari che stanno supportando l'autonomia differenziata nei propri comuni, con le immagini che vengono spiattellate in pubblica piazza perché questi parlamentari stanno supportando l'autonomia differenziata contro il Sud e contro i loro paesi. Faremo la stessa cosa per quanto riguarda il progetto Vesuvio, perché è chiaro che non c'è disegno politico, non c'è partito, non c'è movimento che possa essere contrario alla non deportazione dei propri cittadini, alla deflagrazione della zona vesuviana in primis, perché è impensabile. Io ho dei parenti a Ercolano, io sono di Portici, non posso più vederli perché uno sta in Lombardia, un altro in Piemonte o chissà dove, e viene deflagrata una società dal punto di vista economico, sociale, ma soprattutto umano. Lello da Somma Vesuviana, voi che difendete il meridione, cosa fate? Questa è una delle operazioni. Attività di denunce, progetti, divulgazione, tutto quello che possiamo fare, anche programmi come questo che ovviamente danno voce anche a questi progetti, però adesso devo dire anche il mondo politico sta cominciando, facendo un passo indietro dal punto di vista partitico, anche perché lì sarà una bella battaglia, perché come sull'autonomia differenziata stanno battagliando tra di loro,
abitanti del sud, parlamentari del nord dello stesso partito, adesso sarà la stessa cosa anche per il progetto Vesuvio, quello dei Campi Flegrei, perché chiaramente il parlamentare vesuviano ha tutto l'interesse per rimanere in Campania con i propri parenti e le proprie abitazioni. Ma anche, magari. anche la